Ora arriva la parte che odio di più. Guidare a Brescia città e entrare nella tangenziale di Brescia. Cioè poi lo vedi perché è un parto, perché la gente va dove cazzo ne ha voglia, come cazzo ne ha voglia. Cioè, ma non è così tanto dura da quanto mi hanno detto dietro. No, ma anche tipo mezz'ora. Questi che passano, ma porco Dio, che cazzo fai? Non ho capito. Sì. Non sento niente. Io lo vedo sul telefono. Un quarto a mezzogiorno. Un quarto d'ora, 20 minuti. Vabbè, è solo un'ora, giriamo lì nel paese. Se vuoi. Adesso più avanti c'è un tunnel. Ci sono due possibilità. Ci sono due possibilità. O fa caldissimo o fa freddissimo. Te lo dico già. Ecco. È 90, non è 50 il limite, cazzo. Questa qui era quella più corta, adesso c'è quella lunga. Sì, questa. Madonna, che aria di merda che si respira qua nelle gallerie. Quasi un anno che non la facevo. No, che un anno no, ma almeno da settembre dell'anno scorso. Minchia, non me la ricordavo così sporca l'aria. Speriamo che non piova. Tu dici? Tu dici? Pensa che dopo dobbiamo anche risalire di qua. Cosa? Quel bagnetto? Penso che sia gelida l'acqua. Beh, ma stai andando anche senza spingere. Io non sto accelerando. Aia. Stai facendo poi il brutto. Madonna, se le odio quella strada qua. Hai sbagliato strada. No, non l'ho sbagliata, però la odio. Occhio al dosso. È qui. Adesso entro nel parcheggio. No. Mamma. Vai, scendi pure. Ciao a tutti. Ci sono le gare di quelli che vanno in bici. Cazzo! Mi sa che è il Giro d'Italia. All'arcobaleno. Guarda. È per quello che era il coso partenza, arrivo che c'era. Adesso possiamo andare, vai. Può essere.
Sì.